Buon pomeriggio a tutti dall'Arcoveggio di Bologna. Si parte con una prova per i 2 anni non vincitori di 1000 euro in carriera, 10 soggetti dietro le ali della macchina. È il premio Taurus Day in una giornata in memoria di Massimo Visco. Si va a partire all'1 Ercole Key, 2 Eloise del Sauro, 3 Early Night Mo, 4 Evelyn Cole, 5 Event Rose, 6 Eiffel Wise S, in seconda fila 7 Elton Francis, 8 Evil Sonic, 9 Enkel Spritz, 10 Eland. La macchina che inizia a prendere velocità e si parte con Event Rose veloce dall'esterno, cerca di impegnare Eloise del Sauro che si installa al comando, al largo parte forte anche Eiffel Wise S, mentre sbaglia Event Rose, sbaglia numero anche Eiffel 4 Wise S. Evelyn Cole squalificato. Così mentre ha sbagliato anche Evelyn Cole, in seconda posizione rimane numero Early 5 Night Event Rose squalificato. Terza numero posizione allo 6 steccato. Eiffel Wise S squalificato. È per Enkel Spritz che precede Ercole Key, quindi Elton Francis, mentre prova la risalita al largo Evil Sonic. Si completa il primo quarto di gara con Eloise del Sauro che lo passa in 32, la figlia di Devious Man all'avanguardia, in maniera comoda risale a spesa zero allora Evil Sonic che Enrico Bellei porta ai lati di Early Night Mo, si porta in scia Elton Francis, i 600 in 49,4. Eloise del Sauro in vantaggio, Early Night Mo nella sua scia, Evil Sonic di fuori con in schiena Elton Francis, quindi allo steccato Enkel Spritz precede Ercole Key ed Eland. 1,4,3 per il mezzo miglio iniziale da parte di Eloise del Sauro, che continua ad andare via in maniera tranquilla. Early Night Mo ed Evil Sonic sono sempre apparecchiati alle spalle della leader che fa 1,19,8 il primo chilometro. Eloise del Sauro che comanda un paio di lunghezze meglio rispetto ad Early Night Mo e Evil Sonic, poi Enkel Spritz allo steccato con a destra Elton Francis. Quando siamo a 400 dalla conclusione, 15,6 la retta di là, prova ad allungare ora la leader Early Night Mo che cerca di non perderlo di vista, perde qualche battuta al largo Evil Sonic, la retta d'arrivo dopo una frazione in 15,3 per Eloise del Sauro che allunga disinvolta a 100 metri dalla conclusione. Eloise del Sauro che viene a dominare la contesa nei confronti di Early Night Mo, al terzo posto corda a corda Enkel Spritz. 2,5 il totale, 1,17,7 ragguaglio cronometrico, 29,7 la chiusa, ma tutto in totale scioltezza per Eloise del Sauro. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per il training di Filippo Rocca e i colori della scuderia di Maurizio Milani, la figlia di Devious Man e Narnia OM che porta a casa la vittoria in maniera nettissima su Early Night Mo ed Enkel Spritz, vittoria al debutto per questa Eloise del Sauro, soggetto sicuramente interessante, corre praticamente 200 metri e lo fa in maniera molto sciolta, con la facile disponibile di buoni mezzi. Eloise del Sauro.